Desidero ringraziare le forze dell'ordine e la Polizia Municipale che stanno applicando sanzioni previste da provvedimenti anche miei per garantire il rispetto dei divieti posti a garanzia della salute di tutti. Nonostante questa azione, per la quale non posso che essere grato, devo non poter ringraziare, purtroppo non posso ringraziare coloro che in maniera incosciente rischiano di far precipitare Palermo in un'autentica tragedia. Il numero dei contagi sta crescendo e si vede ancora circolare per la città persone disinvolte, operatori economici che non rispettano le norme previste. Sto monitorando la situazione e nel caso in cui dovessi verificare che non c'è un cambiamento radicale di comportamento sarò costretto ad ulteriori misure restrittive sino alla chiusura di aree o di locali, che certamente costituirebbe un danno per l'economia, ma voglio ricordare a tutti che la salute è un bene supremo.